Eccola, venga, la Cristiana che volevo... L'avevo cercata prima, se era andata via. Eccola, Cristiana Sparvoli. No, abbiamo presentato tutte le donne della guida e manca... Ciao Cristiana. Ciao. Microfono. Grazie. Ah, hai presentato tutte le donne della guida. Quante siamo? Quanti Quante siamo? dopo vi conto. Forse una delle prime però, insieme con la Titti, io, vero? Io credo sì, una delle vero. prime sicuramente. Abbiamo fatto Sicuramente la prima, sì. Che abbiamo fatto una bella primogenitura noi. E vai, è un bel applauso allora. Le donne, quanto contano queste donne? Sì. Cristiana, contano le donne effettivamente? Perché comandano? No, non comandano, no, non nel senso del comandare, del dire, del comandare così, dell'essere imperative. Hanno autorevolezza, è diverso. Cioè, quando diciamo una cosa credo che la diciamo perché la ponderiamo e la facciamo bene. Peccato che qualche redazione ancora no, vero caro Giuseppe? Che ancora qualche redazione gli manchi ancora un bella componente femminile, ma insomma, vabbè. Comunque grazie che mi hai chiamato con te, 10 anni fa, esatti, 10 anni fa, 2008, 2008, sono 10 anni. Vedi che bel percorso. 10 anni di percorso insieme. Quanta roba, dai, viva. Diamocelo sullo struccotto. Sì, va bene, dai. Detto allora, in Veneto. Bene. Allora, stai qua con noi perché con voi? noi per il momento lo consegniamo a te virtualmente, che poi, ecco, se vuoi dire due cose su questo premio, perché premio miglior prodotto dell'Alpe Adria 2018 è la farina gialla di Storo. Non parliamo solo di una farina, parliamo di un paese intero che ha avuto una visione. Sì, erano fine anni 70, primi anni 80 e stava scomparendo praticamente la coltivazione di questo mais particolare, di questo grano che consente adesso di avere, di proporre delle polente straordinarie, che era la farina gialla di Storo. E un personaggio che non poteva essere qui questa sera, era impegnato, che è Vigilio Giovanelli, ha avuto il coraggio di mettere assieme una serie di contadini, erano 3 all'inizio, poi sono diventati parecchi, oggi sono un centinaio circa, che coltivano nella Valle del Chiese questa farina particolare, che oggi è conosciuta, direi, in tutta Europa. Io sono stato anche uno dei promotori, degli ambasciatori, potrei dire. È stata fatta conoscere a numerosi ristoratori, a numerose realtà, non solo in Italia, sto pensando per esempio alla Sicilia, in Campania, in Puglia, è stata portata addirittura a Cannes da Jacques Chibois, quel 3 stelle Michelin Grasse, è stata portata in Slovenia, in Austria, in Croazia, naturalmente anche in Veneto e in Friuli. In Friuli c'è un'altra grande farina gialla che è un po' cugina della farina gialla di Storo, che è quella, la Biava di Morteane, è quello lì il nostro amico Ivan che ci ha proposto poco fa, e non è escluso che si riesca a fare magari quest'autunno un gemellaggio, ecco, è d'accordo, vedo io. Ecco, una farina gialla integrale che da prodotto umile è diventato uno dei prodotti importanti che fa conoscere il Trentino in Italia e all'estero. Direi grazie soprattutto a questo personaggio, Vigilio Giovanelli, che tu hai avuto il piacere di conoscere. Io devo dire che è una farina che dovete mescolare un'ora, dovete girare un'ora minimo, però la soddisfazione è tanta. Io per il momento te lo consegno, o vuoi che lo teniamo e glielo spediamo? No, glielo consegno io. Glielo consegni tu? Secondo me potresti fare così, fate una bella foto, ce la mandate e tutti i nostri amici la vedranno. Allora, l'abbiamo assaggiato anche a Gourmandia, l'abbiamo assaggiato anche a Gourmandia, e lui me l'ha fatta assaggiare anche nella forma già preparata. No, ma guarda, è già pronta, che posso garantire è ottima. Adesso vediamo anche chi verrà, che alzerà la mano, che si farà questa sfida tra Blave de Mortean e farina gialla di Storo, ci stiamo. Da Trattoria Danando. Eccolo là, una serata speciale. Chi vuol venire alzi già la mano. Ci sarà, guarda, c'è un esercito. Perfetto. Di allora, gourmet. Grazie a voi.